Le associazioni che riuniscono i corregionali emigrati all'estero si sono riunite a Gorizia per rilanciare il loro ruolo di collegamento con le comunità presenti nei vari angoli del mondo e per offrire a un gruppo di giovani espatriati la possibilità di diventare ambasciatori del Friuli Venezia Giulia nei loro luoghi di residenza. Maurizio Mervar. Le 7 associazioni degli emigrati dal Friuli Venezia Giulia firmano la Carta di Gorizia del 26 febbraio 2022, rivolgendosi alla nuova generazione che tante volte viene sommariamente indicata come cervelli in fuga, ma che più concretamente guarda al mondo in un'ottica di semplice apertura verso la crescita e la condivisione. Sono 30.000 i giovani espatriati dalla regione tra il 2009 e il 2021, l'80% si trova nel continente europeo. Tra loro le associazioni hanno individuato 30 persone motivate a promuovere il sistema Friuli Venezia Giulia, praticamente degli ambasciatori informali dei nostri valori socio-economici e culturali. L'Ente Friuli del Mondo, come capofila degli altri enti, vuole incontrare i giovani che non hanno più l'esigenza, come la precedente emigrazione, di condividere l'aggregazione in quelli che sono costituiti, chiamati Fogolars Furlangs. Oggi i giovani si muovono per l'Europa soprattutto per una mobilità professionale. Una trentina di ragazzi hanno manifestato l'intenzione di diventare ambasciatori delle manifestazioni culturali che vengono promosse ed effettuate qua in regione. Gorizia 2025 può essere veramente uno dei primi e importanti appuntamenti regionali. Ma tra i giovani emigranti appena rientrati c'è anche incredulità e sgomento per una guerra che coinvolge pesantemente l'Europa. È una realtà che non immaginavo mai che succedesse così, di essere coinvolto in una guerra dove noi giovani dobbiamo creare un nuovo mondo e dopo di una pandemia abbiamo fatto un passo indietro e non un passo avanti nella vita.